Gabriele, in Sicilia ora dove restano stabili i contagi, 4 le zone rosse, intanto il Consiglio di Stato annulla l'ordinanza di un sindaco per entrare in Sicilia. Ci aggiorna in diretta l'inviato che è Leonardo Zellino. Leonardo. Sì, subito una notizia di poco fa, 4 ministri interno, esteri, salute e trasporti hanno firmato un decreto che impone lo stop agli sbarchi porti italiani per l'emergenza non sicuri per le navi di soccorso. Come dicevate, il Consiglio di Stato su richiesta del Viminale ha espresso parere favorevole all'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Messina che impone a chiunque voglia arrivare in Sicilia di iscriversi 48 ore prima su un database comunale. Secondo un istituto di ricerca importante americano, l'emergenza al sud dovrebbe terminare prima il 21 aprile in Campania e il 22 qui in Sicilia. Si teme solo per quello che può accadere per le gite di Pasquetta, verranno rafforzate le misure di sicurezza e i controlli. Noi ci troviamo a Corleone, questa è la piazza principale, questa è la caserma che fu dell'allora capitano Dalla Chiesa. In questo paese un solo caso di contagio, qui si combatte da tempo contro altri virus, la mafia, il virus del pregiudizio, battaglie certamente più lunghe e durature di quelle contro il Covid. A voi. Grazie Leonardo.